Potremmo chiamarla la battaglia della patata, ovviamente quella OGM free. È una vera squadra anti-OGM, quella che in 24 ore col coordinamento di VAS, Verde Ambiente e Società si è riunita negli uffici della Coldiretti di Mestre per dire no alle produzioni transgeniche. Per la salute dei consumatori, visto che in mancanza di dati scientifici certi dovrebbe valere il principio di precauzione, ma anche per ragioni economiche. Con l'introduzione degli OGM il rischio per le 83.000 imprese agricole e regionali sarebbe enorme. Nel momento in cui si introducono in alcune aziende, altre aziende non riescono più a differenziare la loro produzione per le contaminazioni ambientali, non possono più certificare le proprie produzioni e quindi non possono più remunerare il loro lavoro. L'omologazione significa la non riconoscibilità dei prodotti, che potrebbe creare in futuro certamente un danno alle grandi tipicità che questo territorio possiede. In realtà il pericolo è ancora più esteso, perché a detenere i brevetti per le produzioni transgeniche sono solo un pugno di multinazionali, in grado dunque di fissare i prezzi delle sementi. Questi brevetti è una questione molto importante per i consumatori, perché poi dopo ci sono alcune società che si appropriano dei brevetti e i prezzi poi li regolano loro piuttosto che i produttori. Sono 15 anni che gli OGM si commerciano, sono nel nostro pianeta, la gente ne usufruisce in parte, eppure la fame del mondo è sempre aumentata. Dicevo prima che l'unica cosa che aumenta è il fatturato delle aziende che hanno in mano appunto questo monopolio. Da qui la richiesta esplicita al vicepresidente del Veneto perché la regione dica no agli OGM nel nuovo statuto regionale e nel piano regionale di coesistenza, e perché il ministro Zaia si appelli subito alla clausola di salvaguardia per impedire in Italia le coltivazioni di OGM, così come hanno già fatto Austria, Germania e Francia. Intanto però non si creda che le nostre tavole siano incontaminate. Gli OGM, anche se vietati, sono già presenti in piccole quantità in molti dei prodotti che acquistiamo. Ma entrano sotto forma in altri modi da altre compagnie e aziende presenti nel suolo italiano, in piccola percentuale non sono anche dichiarati o scritti sugli ingredienti che noi troviamo quando acquistiamo anche nella grande distribuzione certi prodotti, e quindi purtroppo sappiamo che sono presenti in piccola parte, quindi non siamo del tutto salvi da questo.